Sono iniziate nelle scorse ore le operazioni di svuotamento della Croce Rossa a Jesolo. I richiedenti asilo presenti nella struttura sono stati spostati a bordo di pulmini e ora verranno ricollocati in altri centri d'accoglienza. Resta ancora da capire se sempre in provincia di Venezia o se verranno distribuiti nella regione. Qui a Jesolo invece rimarranno una dozzina di migranti risultati positivi al Covid in attesa del tampone negativo. Ad un'altra decina di richiedenti asilo invece verrà revocata la misura dell'assistenza per il loro comportamento non rispettoso delle regole. Nei giorni scorsi la struttura di Via Levantina era diventato lo scenario di scontri e proteste dei richiedenti asilo, una situazione che aveva portato il sindaco Zoggia a chiedere il commissariamento della struttura che i sopralluoghi di ULSS e prefettura avrebbero ritenuto non idonea a garantire la sicurezza sanitaria. Una sessantina i migranti ai quali bisognerà trovare ora una nuova collocazione. I riflettori dunque continuano a rimanere puntati su queste realtà pronte ad esplodere da un momento all'altro. Queste strutture ormai sono anacronistiche, fuori dalla storia e lo sono ancora di più da un punto di vista sanitario perché per antonomasia un'aggregazione del genere non è in linea con le norme anti-Covid.